Sentiero dei Mulini e il Canyon della Madonna del Buso. Chissà come mai quando partiamo c'è sempre un decespugliatore. Ormai ce la dobbiamo mettere via, siamo segnati. Decespugliano. Lo riconoscete un mulino qua? A me piacciono sempre i cartelli vecchi. Amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo partiti dal centro di Gallio, quindi praticamente siamo a casa e per noi è una grande gioia farvi vedere i posti a cui siamo più affezionati. Questo sentiero qua l'abbiamo fatto 1000 volte, anche solo staccando in mezza giornata. È un posto magico perché ci si ritrova subito immersi nella natura. È ricco di storia, c'è anche l'acqua, che è una cosa molto rara qua sull'altopiano, e poi c'è un'energia particolare. Siamo nella Valle della Covola, conosciuta anche come la Valle dei Mulini. Questo è l'unico percorso che potete fare tranquillamente costeggiando un torrente. In realtà ci sono molte altre sorgenti in giro per l'altopiano, però la natura carsica di questi terreni, come sappiamo, non permette che si formino torrenti, fiumi o tantomeno laghi, per cui effettivamente possiamo dire che questa è una vera e propria eccezione. Eccezione che è stata ben sfruttata dalle popolazioni antiche, che proprio su questo costone hanno costruito una serie di mulini, dando vita a un'attività di macinazione molto fiorente a partire già prima del XV secolo. Sono due i mulini rimasti e sono stati restaurati negli anni 90. Il primo è stato durante il periodo della guerra, proprio una centrale idroelettrica. Abbiamo la fortuna oggi di avere le chiavi e poter entrare, perché questo mulino è anche adibito a museo, e quindi ringraziamo l'ufficio turistico e ricordiamo che se volete fare un bel tour di questa passeggiata, fatelo insieme alle guide che vi potranno raccontare tanti aneddoti e tutta la storia. Ok, diamo un pezzo di storia. Quindi, come ha detto Susanna, immaginate questo locale era anche una centrale idroelettrica e questa sua funzione fu utilizzata anche nel dopoguerra dalla segheria che era qua su a monte sul paese di Gallio, e il proprietario, in maniera anche molto geniale e arguta, aveva inventato un interruttore che si comandava a distanza con un sistema fatto di carrucole e corde per far passare l'acqua, quindi per aprire e chiudere, praticamente un interruttore d'alta quota. E più sotto troviamo il mulino completamente restaurato e si può vedere bene il tipo di attività che veniva svolta. Pensate ragazzi che possiamo affermare che l'intera attività conciaria del Veneto, che è un'industria anche abbastanza importante, è nata qua, in questa valle, in questa manciata di mulini. È proprio così, l'attività principale di questi mulini era l'attività conciaria, e questo perché i mulini macinavano le scorze dell'abete bianco per creare il tannino che era fondamentale per la concia. Infatti vogliamo dire anche una cosa simpatica, che in cimbro l'abete bianco si dice tanna. E a conferma che questa attività della concia qua era molto importante per il paese, pensate che il patron di Gallio addirittura è San Bartolomeo, che nella tradizione fu scuoiato vivo, quindi il patron è il patron dei conciari. Ma non solo, questi mulini macinavano anche l'orzo e segale, quindi possiamo immaginare che qui a Gallio, fino al Monte Longara, ci fossero proprio delle coltivazioni di orzo e di segale, e quindi l'ambiente era molto diverso, c'erano molti meno boschi, quindi meno alberi. E il mulino qua che adesso andiamo a vedere aveva questa doppia funzione, quindi macinava da una parte il grano e dall'altra parte le scorze. Questo è il motore Susa, l'ingranaggio, guarda che bello. Questi erano i mortai dove si mettevano le scorze dell'abete bianco per estrarre il tannino. Quindi questo mulino qua aveva una doppia funzione in linea, praticamente sopra c'era la macina del grano, probabilmente perché questo qua è il motore, e poi lo stesso ingranaggio faceva muovere anche qua il tirascorze. Andiamo a vedere sopra, vai, se regge. Qua sì, è un po'... Ah, il primo scalino, l'aveva detto, sì, il primo scalino non regge. Guarda che meraviglia. Ah, bella però la macina, eh? Bellissimo.
visto anche il secondo mulino, beh questo è molto affascinante direi, con la ruota. Se venite con le guide probabilmente potrete vederlo anche in funzione. E vi consigliamo tantissimo questo percorso perché ha un altro punto di interesse veramente spettacolare. Infatti attraversata Contrada Ronchi andiamo verso la Madonna del Buso e lì si sono create delle formazioni naturali incredibili. Ciao ragazzi! Ciao! Ho avuto un cambio di programma Allora sei qua! e ho detto vengo qui per i mulini. Abbiamo detto di fare il giro con le guide, fatalità, guarda chi troviamo qui! Ale! Ale Esplora, Ciao, Ale. è proprio una casualità e non l'abbiamo mica fatto apposta! Tutto bene? Benissimo, stiamo facendo un giretto e beh, per ora i mulini bellissimi, ovviamente noi abbiamo dato delle spiegazioni così. Speriamo di aver detto Sì. tutto giusto, Ale. Sicuramente, Sì. sicuramente Abbiamo dato ragazzi. delle piccole informazioni, però c'è da fare il giro appunto con le guide perché Venerdì c'è una bellissima escursione, se avete tempo vi aspetto anche voi che così la facciamo insieme. Comunque nel corso della stagione troviamo il Certamente, calendario, ne fai, certamente. no? Ok. Ma vuoi dire a chi ci segue cosa ci aspetta adesso? Che cosa vedremo in fondo? Perché la Madonna del Buso è una roba unica. La Madonna del Buso è qualcosa veramente di unico. È questo santuario che sta sopra un canyon naturale, anche questo scavato dai millenni dall'acqua, ed è veramente un luogo magico. Magico, che adesso che si andremo può a vedere. incrociare anche con la mitologia del territorio. Ecco qui. Anguane, che sono le... Ci sono dei racconti, Sì, ci sono dei racconti molto leggende, interessanti, ma li potremmo tenere apposta perché vi aspettiamo Bravissimo. alla prossima escursione. Se le volete sapere Ottimo. andate con Alex con la guida a fare l'escursione. Così si fa, un po' di curiosità e via. Lanciamo il sasso. Qua siamo scesi nella valle, adesso la passeggiata continua bella dritta, quasi pianeggiante, leggera discesa fino ai Ronchi. Questa zona, ragazzi, è stata soggetta a molti lavori nel corso del tempo, è stata ricostruita, restaurata, il camminamento è stato allargato. Infatti adesso, in questo periodo qua, possiamo trovare delle reti, quelle dei lavori in corso là nella zona mulini, perché stanno facendo ancora dei lavori. È stata un po' riqualificata. E anni fa è stata anche ripulita perché, come si sa, negli anni 50-60 purtroppo le forre, queste gole, erano utilizzate un po' come discariche, non c'era proprio la cultura che abbiamo oggi per il verde e per il rispetto della natura. E qui c'è un discorso molto lungo magari da fare, però per fortuna è stato tutto ripulito, sono stati portati via questi scarti, è stato messo in sicurezza questo viale qua, che ancora non è proprio esteticamente perfetto, bellissimo, però sicuramente è agibile e meglio di quello che poteva essere in passato. Beh, era da tanto che non rifacevamo questo percorso, hanno veramente allargato tanto la strada. Sì. Era un sentierino molto stretto, quindi qua ci stanno lavorando parecchio. Hai visto queste fogliolone che belle che sono giganti? Guarda, metto la mano. Sono un enorme ventaglio, Che vegetazione. Devono essere anche buone perché sono tutte mangiate. Sì, hanno gradito molto. Le da queste parti. le lumachine mangiano bene qua. Andri, che bello essere tornati qui, mi mancava. Che bella sta casetta, Susa. È bellissima. E io sono innamorata di questo posticino perché ci sono delle casette bellissime, un po' isolate come piace a me. Adesso la strada è diventata così, dopo i Ronchi proseguiamo ancora per un bel pezzo. La luce cambia ogni 2 minuti, Sì, infatti è però per difficile fortuna il farla tempo resiste, dai. Sì, quella è la cosa più importante, Andri, Oggi no acqua, è vero? no, io sono stufa, ne ho presa tanta. Se la prendiamo al ritorno ve lo facciamo vedere.
Amici, zona picnic e tavolini, trovate anche questo lungo il percorso per le vostre domeniche con il braciere acceso. Sì, non è male. Non è male. Esatto. Qua potete fare merende, picnic e poi andate a passeggiare tra i mulini e la Madonna del Buso. È vero? Eh sì, sosta gnam. Sosta gnam. Oggi è quasi del tutto vuoto. Amici, questo video lo realizziamo in partnership con Samyang, infatti gran parte delle scene le gireremo con questa ottica 24 mm che Samyang ha ideato proprio per situazioni come queste, ovvero video naturalistici all'aria aperta on the road dove serve la massima leggerezza, compattezza e portabilità, ma senza rinunciare alla qualità. Questa serie VHF serie cinema ha lenti così nitide in grado di supportare risoluzioni superiori all'8K. Noi oggi l'abbiamo abbinata alla FX3, gireremo in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo, così da vedere il massimo della qualità che questa lente riesce a esprimere. E grazie Samyang per accompagnarci in questi video. Ragazzi, adesso la strada è così come la vedete, bianca, serpeggia un pochino fino ad arrivare al santuario della Madonna del Buso. E oltre all'ufficio turistico che Susanna ha già ringraziato, volevo ringraziare anche Dennis, che ci siamo sentiti e ci ha rinfrescato un po' la memoria su alcuni dati e su alcune cose da raccontarvi sulla Valle dei Mulini e su questo percorso qua. Comunque vi consigliamo sempre di fare il giro con la guida, almeno avrete tante più informazioni con la guida, siete più immersi nel territorio, nelle sfumature, nei racconti. È bellissimo girare con la guida. Io mi sono innamorato dell'altopiano proprio così, facendo tanti giri con le guide le prime volte. Poi dopo ti piace anche andare da solo, però le prime volte è sempre bello con uno che sa. Susa, questo è un percorso che noi abbiamo fatto un casino di volte. Tantissime. Noi le prime volte camminavamo in silenzio per ore e ore e ore. Ora no, perché facciamo i video. Li facciamo per portarvi con noi. Però per anni abbiamo camminato su questi percorsi dell'altopiano e è terapeutico, ve lo garantisco. Erano un po' le nostre riunioni di lavoro. Partivamo e si può dire la prima oretta era quasi tutta in silenzio. Silenzio assoluto. Silenzio assoluto. Poi quando cammini, che ne so, si attiva qualcosa, no? Parte la circolazione, va tutto in circolo, i pensieri si trasformano. E poi venivano le idee soprattutto. Cavolo. E venivano tante idee, ci ha portato, si può dire, bene, ci ha dato consiglio per tante belle attività che abbiamo fatto che si sono realizzate tutte. Sì. Tanti desideri espressi nel bosco poi si sono realizzati e è stato bello per noi, vero? E infatti noi continuiamo a fare così. Sì. Quando dobbiamo, innanzitutto, se siamo scarichi, andiamo a caricarci nel bosco e a riprendere idee nuove per partire con progetti diversi. Funziona, provatelo. Però secondo me è sempre importante il silenzio, partire zitti, muti, non sprecare le parole. Bello. Adesso no, adesso facciamo i video, dobbiamo parlarvi, dirvi qualcosa. Adesso dalla strada bianca ci congiungiamo alla strada asfaltata, quella principale, perché qui si potrebbe arrivare anche in macchina. Però non vale, ragazzi, qua bisogna farla a piedi. Non è mica giusto venire in macchina. Tra il 1829 e il 1830 l'eremita Battista Casera, dopo il suo lungo eremitaggio tra i più importanti santuari d'Italia e dopo aver visitato il santuario della Madonna del Caravaggio, fu bloccato proprio qui al Buso da una piena, quindi dal maltempo, e non poté passare il Buso, quindi dovette trovare un ricovero di fortuna per passare la notte, ed è proprio durante la notte che pensò di costruire un ponte sulla gola che congiungesse le due rive e anche un tempio che fungesse da ricovero per i pellegrini, e riuscì a realizzare questo progetto in 4 anni, dopodiché passerà la restante sua vita, diciamo, da eremita proprio in questa chiesa. Il tempio sarà distrutto purtroppo dalla Prima Guerra Mondiale, ma verrà ricostruito nel 1927. Pronti? E ora qua prontissimi, ragazzi, perché si arriva in un punto clou, il punto X. Questa meraviglia che adesso andiamo a vedere si è formata grazie al lavoro del torrente Frenzela, che adesso non c'è più, praticamente adesso noi passeremo sul suo letto asciutto, in migliaia di anni. Ha fatto una cosa che è un capolavoro. Chiamato anche il Buso Vecchio, vedi?
La Valle Frenzela ha avuto un ruolo importantissimo per la popolazione qui sulla montagna, in quanto collegava Gaglio con la Val Stagna. È stata la via della lana, infatti qui passavano le greggi durante il periodo delle transumanze sia della pianura che dell'altopiano. È stata la via del legname, quindi il legname veniva trasportato da Asiago e da Gaglio verso il Brenta. È stata anche la via del contrabbando, tanti conoscono la storia del contrabbando del tabacco, ma c'erano anche tanti altri beni come olio, come alcolici, il sale, lo zucchero. Erano costosissimi a causa proprio di dazi spropositati. Inoltre c'è da dire che durante la prima guerra mondiale questa valle è stata utilizzata anche dalla popolazione per scappare, a raggiungere la pianura. Tanti avevano cercato rifugio proprio nei mulini, invano. E in più i soldati stessi i soldati italiani risalivano la valle per arrivare proprio al fronte. Trovarsi in un posto così fa galoppare la fantasia, ti immagini di tutto veramente, ragazzi. Qua se avete qualche idea per un cortometraggio fantasy, per un filmetto, è l'ambientazione perfetta. Qualsiasi mostro potrebbe ben vivere qua dentro. Amici, da questo incredibile canyon della Madonna del Buso vi salutiamo, il video finisce qua, adesso noi torniamo verso Gallio per la solita strada. Speriamo tanto che vi sia piaciuto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, condividete i nostri video, mettete dei like, insomma fateci sentire che ci siete, che per noi è importantissimo per continuare le nostre storie e raccontarvele. Noi ci vediamo nel prossimo vlog, ciao a tutti!